Dichiara di chiamarsi La Barbera Gioacchino, nato ad Altofonte il 23/11/59. La Barbera mi sente? Sì, la sento, signor Presidente. Ora dia le generalità a lei, La Barbera. È nato ad Altofonte il 23/11/1959. La Barbera, lei nella qualità di imputato di reato connesso ha facoltà di non rispondere alle domande. Lei intende rispondere? Sì, intendo rispondere. È presente il suo difensore, avvocato Ligotti o avvocato Foresta? Sì, c'è il sostituto dell'avvocato Ligotti, l'avvocato Foresta. Si faccia vedere e poi si metta dove si trova allo Stato. Buongiorno Presidente, sono l'avvocato Sante Foresta. Va bene, avvocato Foresta, si può accomodare dove era poco fa. E allora non ci sono altri nella stanza, è vero signora? No, Presidente, non c'è nessun altro. Va bene, possiamo procedere all'esame da parte del pubblico ministero. Signor La Barbera, in maniera molto sintetica, perché sul punto ha già risposto in altri dibattimenti, i cui verbali sono acquisiti al fascicolo di questo dibattimento, dovrebbe rispondere ad alcune domande sulla sua partecipazione a Cosa Nostra, quindi in maniera molto rapida. Lei ha fatto parte di questa organizzazione e se sì, all'interno di quale famiglia? Io faccio parte dell'organizzazione Cosa Nostra fin dal 1981. Appartenevo alla famiglia di Altofonte con mandamento San Giuseppe Iato. Lei durante gli anni 80, quindi dal momento in cui entra a far parte di Cosa Nostra, è stato in carcere e se sì, quando? Io sono stato arrestato per la prima volta il 23 marzo 1993. E fino a quel momento risultava assolutamente incensurato, sconosciuto? Incensurato, sì. Lei ha iniziato un rapporto di collaborazione con l'autorità giudiziaria e se sì, a partire da quando? Dal 23 novembre 1993. Nel corso di questa sua collaborazione con l'autorità giudiziaria ha confessato reati da lei commessi e se sì, sia pure in termini estremamente sintetici, ci vuole dire quali sono stati? Ho commesso diversi omicidi, fra cui il primo, se ricordo bene, nel 1980, prima della mia iniziazione, e altri omicidi ho commesso verso l'84, 85 e 86 e poi nel 92 ho partecipato alla strage di Capaci e anche all'omicidio di Ignazio Salvo. Per la strage di Capaci lei era stato sospettato, era già stato in qualche modo coinvolto oppure no? Prima della mia collaborazione? Prima della sua collaborazione. C'era una dichiarazione di Matteo. C'erano recentissime, sì. Le dichiarazioni di Matteo. Di Matteo, un mese prima della mia collaborazione. Un mese prima della sua. A parte alcune anche intercettazioni ambientali. Fatte dove? Ricorda in quale luogo? In via Ughetti a Palermo. In via Ughetti a Palermo. Durante queste intercettazioni ambientali gli interlocutori chi erano, oltre a lei ovviamente? Oltre a me Gioè Antonino. Gioè Antonino è ancora vivo oppure no? No, morto suicida nel carcere di Rebibbia a luglio del 93. E nel corso di queste intercettazioni ambientali di che cosa parlavate? Cioè sulla base di quale elemento in particolare si poteva risalire a lei?
Ma le intercettazioni sono durate in tutto una decina di giorni e si parlava un po' di tutto, dei fatti che stavano accadendo in quel periodo, si parlava anche, c'è stato un accenno della strage di Capaci nei vari discorsi fra me e Gioè, e si parlava un po' di tutto, del mandamento e dei problemi che c'erano all'interno del mandamento. In che periodo sono state fatte queste intercettazioni, cioè a quale periodo si riferiscono? Mi riferisco a 10 giorni prima del mio arresto, dall'8 marzo al 17. Del 1993. 93, sì. Del 1993. Oltre a questi fatti del 1992, lei ha parlato di altri omicidi, di altri fatti commessi da altri appartenenti a Cosa Nostra, oltre che da lei, oppure no? Sempre che da lei, oppure no? Sempre sì, per limitarci sì. ai più importanti. Sì. Fra cui alcuni attentati che dovevano avvenire, che poi comunque grazie anche alla mia collaborazione non sono più avvenuti. Fra cui ne ricordo qualcuno, quello al giudice Piero Grasso, che era quasi tutto pronto. Parlando però di omicidi, cioè di omicidi avvenuti ovviamente, lei ha fatto riferimento, ha dichiarato qualcosa in ordine a questi omicidi commessi da Cosa Nostra, omicidi che potremmo anche definire di una certa importanza per la vita dell'organizzazione? Ma sempre parlando del 92? Sempre parlando del 92. Dunque, andandoci in ordine, dopo la strage di Capaci ho partecipato all'uccisione di Vincenzo Milazzo con la sua fidanzata. Vincenzo Milazzo chi era? Vincenzo Milazzo, capomandamento di Alcamo. Quindi Vincenzo Milazzo e la sua fidanzata, e poi? La sua fidanzata, sì. Ne posso anche dimenticare qualcuno, così, sommariamente. A settembre l'omicidio di Ignazio Salvo, in cui ho partecipato personalmente. Insieme a chi? Insieme a Brusca, Bagarella e Gioè. Brusca sì, quale? E San Brusca Giorgio. quale, scusi? Brusca Giovanni. Brusca Giovanni. Poi? Con la collaborazione di San Giorgi è Scaduto. Giovanni Scaduto e Tani San Giorgi, che poi è il nipote dell'ucciso di Ignazio Salvo. Il nipote di Ignazio Salvo. Relativamente al primo fatto, quindi all'uccisione di Vincenzo Milazzo e della sua fidanzata, sa nulla sul ritrovamento dei cadaveri di queste persone, e se non erano stati trovati che cosa è successo, che cosa è avvenuto? Sia il corpo di Milazzo che della fidanzata e anche quello del fratello sono stati trovati grazie alla mia indicazione. Ho indicato il posto alla DIA e hanno trovato proprio per come ho descritto io. Il fratello di Milazzo? Il fratello, ecco, sia più chiaro, era di Milazzo? Il fratello di Milazzo, anche se io non c'entro nell'uccisione, ho partecipato a prenderlo dove era sotterrato e rimetterlo assieme al fratello in un altro posto, perché in quel periodo si parlava della collaborazione di un certo Simone Beninati di Alcamo, per cui si sapeva che il Simone era al corrente di dove era sotterrato il fratello di Milazzo, per cui per evitare di farlo trovare l'abbiamo spostato. E poi lei ha indicato il luogo in cui si trovavano tutte e tre occultati. Perfetto, è così? Sì. È così, sì o no? Sì, sì. Senta, lei ha parlato di Tani San Giorgi
come di un nipote dell'ucciso. È certo di questo rapporto di parentela o ce lo vuole spiegare meglio? Forse mi esprimo male, comunque la moglie di Tani San Giorgi è la figlia di Nino Salvo, cugino di Ignazio Salvo. Ecco, va bene, era proprio questo che desideravamo sapere, cioè perché lo Comunque, definiva... dico zio perché lui parlando di Ignazio Salvo diceva sempre lo zio. Ah, ecco, era lui che lo definiva lo zio. Perfetto, sì. Senta, con riferimento alla sua vita in Cosa Nostra, in maniera sempre estremamente sintetica, vuole descrivere al Tribunale qual è stato l'iter di questa sua permanenza in Cosa Nostra dal 1981 al 1993? Cioè ha rivestito eventualmente ruoli direttivi, se sì quali, e i periodi nei quali è stato più attivo o i periodi nei quali eventualmente è stato più defilato. Dunque io da quando sono entrato a far parte di Cosa Nostra ero alle dipendenze di Andrea Di Gallo, che allora era rappresentante di Altofonte. Fino a, anche se con le date non sono preciso, comunque penso fino all'85-86, dopodiché su richiesta di Balduccio Di Maggio, che allora era reggente del mandamento di San Giuseppe Iato, cioè al posto di Bernardo Brusca, mi ha eletto reggente della famiglia di Altofonte, dopo che Andrea Di Gallo era stato accantonato, era stato messo da parte. Sta mia reggenza è durata per circa 2 anni, dopodiché sono stato accantonato pure io, sia io che il reggente capomandamento Balduccio Di Maggio. Siamo circa nell'1988. Fermiamoci un attimo a questo momento. La comunicazione del passaggio del Balduccio Di Maggio da reggente ad una posizione più defilata avvenne in maniera formale, vi fu una comunicazione nel corso di una riunione o viceversa la apprendeste in maniera diversa? No, sia io che il Balduccio Di Maggio siamo stati messi da parte durante una riunione che si è svolta in una campagna vicino a Altofonte ed erano presenti Giovanni Brusca, Balduccio Di Maggio, c'ero io, Nino Gioè, Maruccio Brusca, che è lo zio di Giovanni Brusca, e Giuseppe Marfia di Altofonte. Ci hanno comunicato che da quel momento in poi, per quanto riguarda Scusi un istante, vuole ripetere il cognome del Giuseppe di Altofonte? Giuseppe Marfia, il macellaio. Marfia, il macellaio. Poi un'altra cortesia, tra la mia domanda e la sua risposta lasci trascorrere qualche istante perché sennò le due voci si sovrappongono. Va bene. Quindi nel corso di questa riunione chi prese la parola e che cosa disse? Prese la parola Mariuccio Brusca, il quale ci ha comunicato che da quel momento in poi, per quanto riguardava i problemi di Altofonte, ci dovevamo rivolgere a Giuseppe Marfia, il macellaio. E invece per quanto riguarda il mandamento, da quel minuto in poi ci dovevamo rivolgere o al nipote o a lui stesso, il Mariuccio Brusca, o al nipote Giovanni Brusca. Mariuccio Brusca che ruolo rivestiva, se rivestiva un ruolo? Reggente del mandamento di San Giuseppe Iato. Un'altra domanda, signor La Barbera. Lei ha detto fummo messi da parte, accantonati, insomma una cosa del genere. Ci vuole fare capire in che cosa consistette questo accantonamento? Cerco di essere più chiaro. Si trattò di un accantonamento da Cosa Nostra o si trattò semplicemente di una retrocessione, tra virgolette, di grado?
No, retrocessione di grado, perché facevamo sempre parte di Cosa Nostra, ma non ci dovevamo occupare più, cioè non avevamo più la responsabilità che avevamo prima, Ecco. Eravamo soldati semplici. Perfetto. Infatti ho detto che per qualsiasi cosa ci dovevamo rivolgere o per la famiglia di Altofonte a Giuseppe Marfia o per il mandamento a Giovanni Brusca o Mariuccio Brusca. Ecco, era proprio questo chiarimento che desideravo che lei desse. E da quel momento in poi, quindi mi pare di capire, siamo intorno al 1988, lei commette qualche cosa di, o le viene ordinato di commettere qualche cosa di eclatante, oppure quando riprende la sua attività criminale in prima persona all'interno di Cosa Nostra, cioè con commissione di reati specifici? Dunque io per un periodo sono stato a lavorare fuori la Sicilia, sono stato al nord Italia, dall'agosto del 90 fino all'inizio del 92. Sono stato a lavorare fuori e quando sono rientrato in Sicilia, a causa della morte di mia madre, ho ricevuto la visita a casa di Leo Luca Bagarella, il quale mi ha fatto capire di ritornare, che in Sicilia non mancava il lavoro, per cui, e da lì mi sono messo a tutti gli effetti di nuovo a fare cose illecite per Cosa Nostra. Lei ha detto inizio del 1992, con riferimento eventualmente a qualche fatto eclatante, può dirci questo inizio quando lo possiamo collocare? Io non posso farle la domanda in maniera diversa per evitare di suggerirle la risposta. Lei è in grado, ecco, potremmo arrivarci in questa maniera. Lei dice per la morte di mia madre ero ritornato in Sicilia. Quando è avvenuta la morte di sua madre? Il 17 gennaio del 92. E lei da quel momento rientra definitivamente in Sicilia? No, è il tempo di sistemarmi che dovevo ultimare alcuni lavori al nord e sono rientrato comunque definitivamente a ultimi d'aprile, primi di maggio del 92. Ecco, era questo che desideravo che precisasse. Lei ha fatto riferimento alla sua attività lavorativa. In 2 parole, vuole riferire al Tribunale di che cosa si occupava? Io avevo un subappalto per conto dell'azienda di Stato, Poste e Telecomunicazione, mi occupavo della posacavo del cavo a fibre ottiche, mi occupavo degli scavi per la posacavo a fibre ottiche. Dove? Più che altro ho lavorato sulla statale 10 che da Padova porta a Verona, poi sono stato anche a Tarvisio, ai confini con l'Austria, e a Milano e anche a Livorno. Quindi erano questi i lavori che lei doveva ultimare dopo la morte di sua madre? Sì, l'ultimo periodo precisamente mi trovavo a Milano. Nel momento in cui rientra in Sicilia, quindi se abbiamo capito bene intorno alla fine di aprile 92, lei che clima trova nelle persone che all'interno di Cosa Nostra le erano più vicine, chi erano e che cosa facevano? Sempre per flash, senza soffermarsi troppo, perché eventualmente approfondisco io con domande specifiche. Niente, io fin da quando sono rientrato in Sicilia ho fatto parte di un gruppo molto ristretto che era alle dipendenze di Totò Riina, di cui facevo parte. Ero io, il Gioè, il Brusca e il Bagarella. Brusca quale? Brusca Giovanni. Brusca Giovanni. Di che cosa vi siete occupati e quali erano i discorsi che più frequentemente facevate fra voi o ai quali lei personalmente assisteva? All'inizio, subito al mio ritorno, mi sono trovato in mezzo, che poi sono venuto a sapere che si trattava appunto del giudice Falcone, mi sono trovato in mezzo alla strage di Capaci.
e dopo via via in tutte quelle cose che ho elencato poco fa. Lei, solo proprio così, una sola domanda, ha partecipato materialmente all'attentato di Capaci e se sì a quale fase? In tutte le fasi, dall'inizio fino all'ultimo. Dall'inizio fino all'ultimo. Nel momento in cui lei è arrivato, l'omicidio dell'onorevole Salvo Lima era già stato compiuto. Lei ha avuto modo personalmente di sentire parlare di questo omicidio da quegli esponenti con i quali più frequentemente si incontrava e di cui ha fatto i nomi? E se sì, che cosa ha sentito dire? Dunque, quando è successo l'omicidio io mi trovavo ancora a Milano. Comunque sul fatto ci siamo, adesso posso dire una volta, due volte, ci siamo ritornati più volte. Comunque quando si parlava di quell'omicidio di Lima si apostrofava o secondo di che cosa si parlava, o la fine di quel cornuto o la fine che ha fatto quello, insomma si ritornava più volte nell'argomento. Che cosa significava questo riferimento al quale lei ha fatto cenno? Perché quell'appellativo indubbiamente ingiurioso per una persona che apparentemente invece rivestiva ruoli pubblici degni di rispetto? Adesso mi spiego meglio. Nel 92, a parte la strage di Capaci, c'era una strategia di cui spesso mi trovavo io a sentire gli argomenti, spesso non c'ero. Comunque quelle volte che ero presente ho capito che c'era una strategia voluta da dottor Riina e che noi in parte dovevamo attuare. Prendo l'esempio dopo la strage di Capaci e quella di Via D'Amelio, di cui loro erano consenzienti, perché mi trovavo in compagnia di Giovanni Brusca lo stesso minuto che la televisione ha dato notizia alla strage di Via D'Amelio. Ha espresso il suo parere Giovanni Brusca dicendo che hanno fatto presto, per cui sapeva della strage anche di Via D'Amelio. E così avanti, dopo l'uccisione di Ignazio Salvo, ho capito che c'era in mente una strategia particolare per ammazzare tutte quelle persone che ci avevano girato le spalle o che erano comunque contro di noi. Che significa persone che vi avevano girato le spalle o erano comunque contro di voi? Vuole esplicitare meglio questo concetto? Che cosa sente dire? Sento dire che non c'era dall'alto, sentivo spesso che non c'era più aiuto, nel senso che dopo il rientro di tutta quella gente, dei boss che erano usciti per un cavillo, per scadenza di tempo, non so il motivo, e ancora dopo il risultato della Cassazione, avvenuto se non ricordo male comunque alla fine del 91, il risultato della Cassazione che cosa è? Il risultato della Cassazione io di preciso non lo so, comunque all'inizio del 92 sia il Brusca che il Bagarella, il Brusca si è messo a fare il latitante perché era stato condannato appunto dalla Cassazione. Quindi si era trattato di una sentenza? Di una sentenza definitiva, sì, cosa che loro non si aspettavano. Da quel momento è stata messa in moto quella strategia che poco fa ho detto. Appunto con riferimento a questa strategia, lei sente parlare di quali persone che avevano girato le spalle non avevano più prestato aiuto? Ma intanto dopo la strage di Via D'Amelio, dopo che tutti i boss
erano stati trasportati a Pianosa e Asinara, dove si diceva che subivano maltrattamenti, si doveva accelerare quella strategia che era stata prima non so da chi decisa, e ci siamo messi in moto. Tutto quello che si poteva fare contro giudici e contro persone appunto che ci avevano girato le spalle, fra cui uno degli argomenti è stato quello di uccidere i figli di Andreotti, perché era un bersaglio molto più facile, e apparteneva anche a quella strategia di cui ho parlato poco fa. Cioè la strategia di che cosa? Vuole ripetere? Di ammazzare tutte quelle persone che ci avevano girato le spalle a Cosa Nostra, in quanto fino all'ultimo speravano che la Cassazione non dava quei risultati. Questo è un discorso al quale lei assiste personalmente, di un progetto di attentato a qualcuno dei figli del senatore Andreotti, oppure no? Sì, assisto io direttamente. Una sola volta o più volte? No, c'è stato un particolare che siamo, con i tempi siamo molto dopo, comunque siamo già all'inizio del 93, dopo che viene arrestato Totò Riina, abbiamo chiesto, a parte il Gioè per conto di Bagarella e Brusca ci andava spesso a Catania, si parlava di un attentato nei confronti di Maurizio Costanzo. È l'attentato che poi effettivamente si verificò a Roma nel maggio del 93? Perfetto, sì. Ed allora ci vuole fare capire il collegamento fra questo attentato a Maurizio Costanzo e il progetto di attentato ai figli di Andreotti. Ecco, al momento in cui il Gioè, mandato a Catania da Brusca e Bagarella, aveva chiesto ai catanesi se era possibile colpire qualcuno a Roma. Lui, ritornando da Catania, ha detto che non c'erano problemi. Da lì sia il Bagarella e il Brusca ha espresso questo discorso. Ho sentito io direttamente di dire, se chiediamo ai catanesi se hanno possibilità di colpire anche, a parte Maurizio Costanzo che già aveva portato la risposta che era di sicuro di sì, che potevano fare l'attentato su Roma, hanno chiesto se era possibile individuare qualcuno dei figli del senatore Andreotti per ammazzarlo, in quanto, visto che il senatore difficilmente, cioè si diceva che andava molto scortato in quel periodo, per cui era un obiettivo molto più facile uno dei figli. Senta, lei sente parlare indifferentemente di figli oppure di specificazione, cioè con specifico riferimento a figli maschi o figlie femmine? Lei cosa sente dire? No, riferimento a figli maschi o femmine non si è mai parlato. Di colpire qualcuno dei figli. Sicuramente loro sapevano, io non so manco se ha figli, io personalmente, comunque loro erano sicuri, è stato espresso proprio questo discorso, ho sentito di possibilità di colpire qualcuno dei figli, in quanto essendo persone libere, persone che erano facili da rintracciare, da ammazzare per colpire il senatore Andreotti. Senta, lei ha fatto riferimento ai catanesi, ma non ha fatto nomi di questi catanesi. Chi erano queste persone con le quali parlava Gioè? Ma a parte che io non lo chiedevo perché lui andava da solo a Catania, comunque gente molto vicina a Santa Paola. Non so se andava a parlare con Pulvirenti o qualcuno che aveva contatti direttamente con Santa Paola o con Santa Paola direttamente, so solo che è venuto da Catania, ritornando da Catania ha detto che c'erano possibilità senza problemi e che potevano colpire su Roma tranquillamente.
Quando lei sente questo discorso, in che periodo del 93 siamo, se riesce a collocarlo nel tempo? Siamo chiaramente prima di maggio del 93, perché lei dice che ancora l'attentato a Maurizio Costanzo doveva essere commesso, ma quanto tempo prima? E comunque sicuramente anche prima del 23 marzo in cui sono stato arrestato, per cui, anche perché poi non c'ero più. Comunque di sicuro è fra il 15 gennaio e appunto il 15 marzo, perché poi facciamo anche riferimento a questi suoi viaggi a Catania, facciamo anche riferimento nell'ambientale di Rio Ghetti. Perfetto, quindi l'arco temporale lo ha individuato tra il 15 gennaio 93, che dovrebbe essere la cattura di Riina, è così? Sì, precisamente. E il momento immediatamente precedente il suo arresto. Dove vi trovate quando Gioè riferisce di questo colloquio avvenuto a Catania, o comunque nella provincia di Catania? Quel periodo ricordo benissimo perché era prima di Natale del 92, siamo alla fine del 92, prima di Natale, ricordo benissimo perché quel periodo ci trovavamo spessissimo alla villa di Tani San Giorgi, la villa che c'è a mare, a Santa Flavia. Mi ricordo benissimo che quel periodo abbiamo anche ricevuto gli orologi, il regalo da parte del San Giorgio, abbiamo ricevuto 5 orologi Cartier, è stato discusso proprio quel periodo, ci trovavamo spessissimo alla villa di Tani San Giorgi. Ma lei ha detto che questo discorso sarebbe da collocare dopo la cattura di Riina, quindi dopo il 15 gennaio del 93, com'è che ora sta facendo riferimento al Natale 92? No, io faccio riferimento al Natale in quanto mi ricordo dei regali, da quel momento in poi, dopo Natale, il 15 gennaio siamo dopo Natale, abbiamo frequentato, detto, la villa di Tani San Giorgi. Quindi fino alla data del mio arresto eravamo spesso, fino là, 2 o 3 giorni prima eravamo stati a casa del San Giorgi. Quindi è il Natale 92 il momento iniziale di una vostra permanenza o di una vostra frequente permanenza nella villa di Tani San Giorgi? Perfetto, sì. E resta ancora un altro punto che mi pare sia rimasto in sospeso, cioè lei aveva accennato, prima di parlare di questo episodio dell'inizio del 1993, a qualcosa che riguardava il senatore Andreotti nel 1992. È corretto il mio ricordo oppure no? Sì, anche, sì. Ecco, vuole allora specificare esattamente nel 92 quando ne sente parlare e che cosa sente dire? Ma ripeto, signor Pubblico Ministero, se ne parlava spesso, adesso con i tempi io ho detto, dopo il carcere duro che è stato dato ai boss, il carcere duro quando hanno applicato il 41 bis, sto parlando del luglio 92, fino alla data del mio arresto se ne parlava spesso. Questi sono gli argomenti che mi ricordo meglio. E in quel momento lei sente parlare soltanto di questo progetto in danno del senatore Andreotti senza nulla di particolare o con qualche idea più precisa? Ma l'idea era quella di fare capire allo Stato che Cosa Nostra in Sicilia comandava soltanto e esclusivamente Cosa Nostra, per cui la strategia era quella di ammazzare tutte quelle persone, compreso anche, adesso mi sto ricordando che c'era anche qualcosa sull'onorevole Martelli, in quanto lui che aveva preso la decisione appunto del 41 bis, faceva parte di una strategia che i corleonesi volevano mettere in atto. Quindi
sta facendo riferimento ora nell'ambito della strategia di coloro che avevano voltato le spalle anche all'onorevole Martelli, oppure ho capito male? No, ogni fatto è a sé, cioè voglio dire, tutte quelle persone che si opponevano a Cosa Nostra e comunque, come ho detto prima, avevano girato le spalle a Cosa Nostra. Per voltare le spalle io intendo dire gente che prima aiutava Cosa Nostra e che adesso non lo stava facendo più del 92, per cui erano persone da colpire in qualsiasi modo. L'onorevole Andreotti, a quale categoria di persone, di quale categoria di persone faceva parte? Non vuole ripeterlo, vuole essere estremamente chiaro sul punto? Il senatore Andreotti faceva parte di quelle persone che prima aveva aiutato Cosa Nostra, mentre dopo, a maggior ragione dopo la sentenza di Cassazione, che non si aspettavano, dopo la sentenza di Cassazione si era manifestato un odio verso l'onorevole Andreotti, obiettivo da colpire in qualsiasi modo. Infatti io facevo riferimento a colpire i figli di Andreotti perché lui era un bersaglio difficile da colpire. All'interno di questa strategia, quindi, le persone da colpire, quali erano per quello che lei ha sentito dire e quali effettivamente sono state poi colpite? Ma le persone colpite sono state quelle che si sanno, cioè gente che lavorava contro Cosa Nostra. Da colpire obiettivi, da colpire, come ho detto poc'anzi, poteva essere l'onorevole Martelli, che più volte nell'argomento si ci è tornato, appunto perché era uno di quelli che combatteva appunto Cosa Nostra, dopo l'articolo 41 bis e poi altre restrizioni, altre leggi che stava facendo appunto per colpire Cosa Nostra, era uno degli obiettivi da colpire. Quindi Martelli era da colpire in quanto avversario di Cosa Nostra? Avversario di Cosa Nostra, sì. Invece, all'interno della categoria di coloro che avevano voltato le spalle, chi sono i soggetti più importanti di cui lei sente i nomi, e poi tra questi soggetti chi eventualmente è stato effettivamente colpito, è stato effettivamente ucciso, e chi viceversa è rimasto fortunatamente in vita? Obiettivo colpito sicuramente Ignazio Salvo, è stato fatto soltanto e esclusivamente per questo motivo, perché non aveva più aiutato, non aveva fatto più gli interessi di Cosa Nostra, di sicuro. Altra gente colpita io non mi ricordo. Poi da colpire il senatore Andreotti. E l'onorevole Lima? L'onorevole Lima, ho detto già poco fa, era una di quelle persone che aveva girato o non poteva più, perché fatti specifici non ne so, cioè il fatto che se aiutava direttamente o tramite altre persone, Cosa Nostra non lo so, comunque è stato ammazzato anche perché aveva girato le spalle a Cosa Nostra. Quindi era sulla stessa linea di Ignazio Salvo e del senatore Andreotti, è corretto o no? Sì, però al contrario di Ignazio Salvo io ero presente. Di Lima ne sento soltanto parlare. Signor Mutolo, un attimo, c'è opposizione della... non è Mutolo, signor Barbera. Signor Barbera, l'opposizione della difesa si riferisce ad alcune domande che sono un po' suggestive, cioè quando il pubblico ministero dà alcune definizioni chiede al teste: è corretto dire questo? Una sola volta l'ha detto comunque. Il Presidente non ha rilevato nessuna scorrettezza nella domanda o l'altro, e quindi la domanda è andata avanti. Prego. Signor La Barbera, dei provvedimenti dell'onorevole Martelli, a parte questo relativo all'introduzione del cosiddetto 41 bis, del carcere duro per gli appartenenti a Cosa Nostra, lei ha sentito parlare durante questo suo periodo di
particolare frequentazione con Bagarella, con Giovanni Brusca, con Antonino Gioè, oppure no? Se ho sentito parlare dell'onorevole Martelli in particolare? Sì. A parte l'episodio, a parte i provvedimenti riconducibili al 41 bis, al carcere duro. È una domanda, ne ha sentito parlare oppure no? Se ho sentito parlare, volete sapere? Sì. Sì, diverse volte. In che termini ne ha sentito parlare? Ma intanto si ricordava spesso che Cosa Nostra nell'87, che mi ricordo bene che a quel periodo ero il reggente di Altofonte, c'era stato un interesse verso il Partito Socialista, di Martelli in particolare, di votare appunto per Claudio Martelli nell'87. Si sperava, anche se non penso che l'onorevole Martelli fosse d'accordo, comunque era un modo per fare capire alla democrazia che i voti li potevamo girare per come volevamo. Scusi, alla democrazia che cosa significa? È un partito? È un'espressione? Che cosa intende fare capire? Ricordo che fare capire alla democrazia che significa? Ci fa capire meglio questo termine democrazia? È un partito o qualcosa di diverso? Ecco, mi riferisco al Partito Democratico Italiano, alla Democrazia Cristiana, alla democrazia di cui ci hanno sempre suggerito dall'alto di votare appunto Democrazia Cristiana. Fin da quando io ho iniziato a votare mi hanno sempre suggerito, almeno fino a quando votavo, fino nel 91, tranne quel periodo che ho appena detto, l'87 se non ricordo male, non so manco che tipo di elezione perché non me ne intendo, tranne quel periodo di votare per i socialisti, tranne quel periodo ci hanno suggerito sempre di votare Democrazia Cristiana. Quando lei dice ci hanno suggerito, a chi intende fare riferimento? A chi fa riferimento? Ad esempio nell'87 chi è che le dà il suggerimento o ordine di votare per il Partito Socialista Italiano? Di solito si interessa sempre il mandamento che avvisa alle famiglie a cui appartengono al mandamento, suggeriscono il partito da votare. Nell'87 in particolare mi è stato comunicato da Balduccio Di Maggio, che era allora il reggente del mandamento di San Giuseppe Jato. E lei che cosa fece per ottemperare a questo ordine che le veniva dal reggente del mandamento di San Giuseppe Jato? Comunicavo a tutti gli uomini d'onore della famiglia che mi appartenevano appunto di cercare ognuno nei parenti e nei amici di votare Democrazia Cristiana o in quel caso Partito Socialista. Senta, sia pure in termini approssimativi, quanti voti è riuscito a convogliare con questa attività all'interno della famiglia e delle persone vicine alla famiglia? Ma mi ricordo benissimo che quasi tutte le volte raggiungevamo l'obiettivo, cioè se dicevamo di votare Democrazia Cristiana, almeno sia nelle famiglie che nel mandamento ci riuscivamo a controllare i voti. Limitiamoci all'episodio dell'87, quello che lei vive in prima persona. Approssimativamente, qual è il quantitativo di voti che siete riusciti, che lei in particolare è riuscito a smuovere con le sue direttive all'interno della famiglia? Ripeto, non mi sono mai interessato di politica in particolare, ma so che la cosa era presa con soddisfazione, cioè quando dall'alto si è deciso di cambiare partito, perché io mi ricordo in tutta la mia carriera, mentre facevo parte della Cosa Nostra, soltanto quell'episodio, mi ricordo, dell'87, e comunque mostravano molta soddisfazione, cioè dovevano fare vedere che quando Cosa Nostra vuole può deviare i voti.
Scusi l'insistenza, sempre dico approssimativamente, si trattò di qualche decina di voti, di centinaia di voti o di qualche migliaio di voti, sia pure di... Per cui intendo che in tutta la provincia dove Cosa Nostra poteva deviare i voti, lo poteva fare e lo ha fatto come esempio in quelle votazioni. Cioè, voglio dire che ha deviato tantissimi voti, migliaia comunque. Per quello che è il suo personale ricordo, la sua personale esperienza, quest'ordine riguardò soltanto la provincia di Palermo o fu un ordine impartito a tutte le famiglie mafiose della Sicilia? A me è stato comunicato dal mandamento, comunque nell'area girava tutte quelle famiglie che si potevano, compreso Trapani, tutte quelle famiglie che si poteva consigliare di votare socialista, si doveva fare. Mi ricordo pure che nella provincia di Catania avevano preso pure tantissimi voti, cioè parlo della Sicilia ha maggior controllo di Cosa Nostra. Ritornando un attimo al contributo della sua collaborazione, lei ha per caso contribuito alla individuazione e alla cattura di latitanti e se sì di chi? Ma particolari no, ho contribuito alle abitudini all'inizio, non mi ricordo di latitanti importanti. Lei ha mai conosciuto un soggetto che si chiama Adelfio Mario? Ah sì, appunto, mi riferivo meno importante appunto a lui, sì, ero personalmente, mi sono trovato faccia a faccia appunto con Maria Adelfio mentre stavamo girando per le campagne di Trapani, durante la mia collaborazione, anche se con le persone che ero io, che ero con la DIA a quel periodo, non lo conoscevano. Mi sono rivolto c'era un funzionario della DIA, mi sono rivolto a lui dicendo che questa persona è latitante ed è ricercata, se si riferisce a questo. A Maria Adelfio appunto. Chi era Maria Adelfio? Maria Adelfio chi era? Chiede il Presidente. O chi è, anzi? Maria Adelfio è uomo d'onore della famiglia di Villa Grazia. Di Villa Grazia di dove? Villa Grazia di Palermo. Di Villa Grazia di Palermo. Ed è stato catturato quindi a seguito della sua indicazione oppure no? Sì, l'abbiamo visto, ci sono ritornati gli agenti da soli e l'hanno catturato. Senta, con riferimento a uomini d'onore, lei ha mai conosciuto o sentito nominare Sinacori Vincenzo? E se sì, quando e che cosa può dirci di lui? Sinacori Vincenzo, assieme a Matteo Messina Denaro, sono reggenti della provincia di Trapani. Noi per tutto quello che riguarda la provincia di Trapani ci rivolgevamo o a Vincenzo Sinacori o a Matteo Messina Denaro. I quali appartengono specificamente a quale famiglia? Trapani, loro comandano tutta la zona di Trapani fino ad arrivare a Castellammare del Golfo. E nella parte sud comandano pure oppure no? Fino a quando c'ero io erano in collegamento strettissimo con Totorrino. Erano in collegamento strettissimo con Totorrino. Lei, sempre nel corso della sua collaborazione, ha indicato depositi di armi oppure no? Ha fatto riferimento a traffici di armi? Sì, quelle armi che poi sappiamo tutte sono state ritrovate, noi in un primo momento le avevamo cercati in un altro deposito che ero stato io stesso a metterli. Scusi un istante. Però non l'abbiamo trovato. Scusi un istante, sappiamo tutti che sono state trovate, deve invece dire esattamente a
armi ritrovate fa riferimento, perché noi non sappiamo nulla in proposito. Quali sono le armi ritrovate a cui lei fa riferimento? Le armi che sono state trovate circa 2 o 3 mesi fa nelle campagne di San Giuseppe Jato, sto parlando dei bazooka, i mitra, l'esplosivo e tutto quanto è stato trovato grazie alla collaborazione, l'ho letto sul giornale, di Monticciolo Giuseppe, erano le stesse armi che in parte io ho comprato a Teramo, io in compagnia di GE, e che avevamo messo in un altro bunker nelle campagne di Altofonte, e che dopo la mia collaborazione, dopo giorni, ci eravamo recati nel bunker assieme a personale della DIA, ma comunque non abbiamo trovato niente. Abbiamo trovato il bunker ma era vuoto. Poi dopo tempo, grazie alla collaborazione del Monticciolo, sono state trovate quelle armi, e sono le stesse, perché ho avuto modo di poterle constatare assieme ai magistrati di Palermo, che erano le stesse armi che noi avevamo comprato, io e il GE, su ordine di Brusca, a Teramo. In che periodo le avete comprate e di che tipo di armi si tratta, se lo può dire, se ritiene che non sia un fatto attualmente coperto da segreto investigativo? Sono armi che siamo andati a trattare a Teramo a luglio del 92, luglio siamo dopo la strage di Via D'Amelio, siamo andati a trattare a Teramo da un certo Gaspare Mione, originario di Castellammare del Golfo. E appunto lei ha fatto riferimento a bazooka, e quali altre armi c'erano? Per quello che è possibile le ha trasportate lei, è passato o che percorso ha seguito nel trasporto, se lo ha fatto personalmente? Cosa può dirci in proposito? Dunque le armi, il tipo di armi erano bazooka, mi ricordo 20-25 bazooka, bomba a mano, c'era un lanciamissile, c'erano Kalashnikov, non so il numero, adesso non mi ricordo bene, che abbiamo acquistato a Teramo, trasportato in compagnia di Aiello Vincenzo di Catania, tramite lui abbiamo portato queste armi alle Capannelle a Roma, e da lì si sono interessati i catanesi a farli pervenire a Palermo. Li trasportavano su camion. Ecco, chiede il Presidente giustamente, il mezzo di trasporto, considerato che erano 25 bazooka, avete fatto un solo trasporto o ne avete fatti più di uno? Da Teramo a Roma mi sono occupato io del trasporto, li ho trasportati in una Y10 di proprietà del Gaspare Mione, targata Trieste, mi ricordo benissimo, da Teramo a Roma. Là li abbiamo nascosti proprio dentro l'ippodromo delle Capannelle, siamo andati a trovare una persona di conoscenza dell'Aiello Vincenzo di Catania, una persona di sua conoscenza, il cui aveva cavalli che correvano nell'ippodromo Capannelle. Vabbè, su questi particolari possiamo... I bazooka 25 erano? I bazooka erano 25. No, mi correggo, 25 erano le bombe a mano. Se dobbiamo essere più precisi, i bazooka erano meno, c'erano bazooka normali più lanciamissile, i bazooka erano molto meno, i 25 erano le bombe a mano, ecco. I bazooka erano 5-6 bazooka. Il trasporto è avvenuto in un'unica soluzione o in più tragitti, in più viaggi? Unica soluzione, ero il solo a trasportare le armi, l'avevo messa sul sedile posteriore della Y10. Dopodiché queste stesse armi lei se le ritrova a San Giuseppe Jato, se ho capito bene. In un primo momento li avevamo nascoste in un bunker nelle campagne di Altofonte, nelle campagne di Raccuglia, di un certo Raccuglia, in una masseria che si trova ad Altofonte. Avevamo costruito un bunker appositamente per mettere al sicuro sia le armi che l'esplosivo.
Esplosivo che non aveva trasportato lei. Non c'entra con quello esplosivo e altre armi che aveva il Brusca in varie parti del suo mandamento. Quindi era un deposito, diciamo. Era un deposito di armi, esplosivo, detonatori, tutte quelle cose che poi sono state trovate, come ho detto poco fa, nelle campagne di San Giuseppeato. E quindi a questo primo bunker, alla creazione di questo primo bunker partecipa pure lei. Sì. E lei ha detto appunto abbiamo messo, quindi oltre a lei chi c'è? C'ero io, il Bagarella, Brusca e il Gioè. Brusca e Gioè. Poi lei, dopo la sua collaborazione, ritorna in questo bunker insieme al personale della DIA e ritrova il bunker ma non ritrova le armi. È così o no? Precisamente, sì. E le stesse armi poi le ha riconosciute a seguito di interrogatori ai quali è stato sottoposto dai magistrati nel bunker di San Giuseppe Jato ritrovato sulla base delle dichiarazioni di Monticciolo. È così oppure no? Presidente, Perfettamente. Erano le stesse armi. Come? L'aveva già detto. Sì, va bene, però dico perché Stiamo dobbiamo fare? cercando di Perché noi preferiamo sentire il collaboratore come ricostruisce la cosa, è inutile poi rifare una sorta di ma erano sintesi. delle domande a cui già aveva risposto. D'accordo, quindi perché Ma dobbiamo... aveva già detto, e quindi è per chiarire ancora meglio, per non avere dubbi sulla esattezza del pensiero che esprime il collaboratore. Non credo che ci siano. Se poi avete problemi... Continui. Per il momento, signor Presidente, crediamo di aver esaurito le domande da rivolgere al collaboratore. E allora per il controesame La difesa, che non ha potuto prendere conoscenza, almeno non solo per quanto mi riguarda, ma anche l'amico Sbacchi, di quegli atti che sono stati acquisiti, di verbali di prova di altri processi, chiede alla comprensione del Tribunale, alla cortesia, un differimento per poter prendere visione di quegli atti a cui lo stesso pubblico ministero ha fatto riferimento in apertura. Sì. Presidente, per chiarezza, i verbali sono stati depositati temporibus illis, non hanno avuto tempo di studiarli fino a questo momento, dico perché sia chiaro per chi Allora, ci perché ascolta. sia chiaro, io vorrei un attimo segnalare questo. C'era stato indicato come imputato di reato connesso da sentire in data odierna il collaboratore di giustizia Di Matteo. Abbiamo appreso soltanto successivamente che invece si trattava di La Barbera, che c'era stato questo cambiamento, quindi non è un problema che non siamo riusciti a vedere i verbali, soltanto perché c'è stato questo cambiamento di testimone. Vabbè, quando è stato avvisato? Quando siete stati avvisati? Io sono stata avvisata lunedì mattina presso la cancelleria del Tribunale Quinta Sezione. Vabbè, per completezza. Per la storia e per la completezza si tratta di 25 pagine non è di il caso questo verbale. pubblico ministero, No, il Presidente. Tribunale si rende conto. Presidente, abbiamo un auditorio che, come la signoria vostra sa, è attento a queste cose. Per allora la si è attento, precisione diamo atto di si tratta soltanto di 25 pagine. Presidente, di non questo... si tratta di 25 pagine. Non è così, sono parecchie, centinaia di pagine. Centinaia di pagine che non si riferiscono all'oggetto E allora dell'imputazione. perché l'avete prodotto? Chiusa la polemica, il Tribunale ritiene fondata la richiesta della difesa e differisce, mi sentite? Mi sentite? Sì, Presidente. Differisce il controesame della difesa all'udienza del 9 luglio, ore 9:15. Quindi l'avvocato Foresta è pure avvisato che si procederà al controesame della difesa di La Barbera il 9 luglio alle ore 9:15. Il collegamento ora può essere tolto. Quindi La Barbera bisogna che si ripresenti. In quella circostanza si procederà all'esame
di un altro collaborante. Dopo il controesame della difesa si procederà all'esame di un altro collaborante e quindi si impegnerà tutta la giornata del 9 luglio. Quindi il rinvio